l'aiutante censurato. Qualcuno vuole dormire fino a mezzogiorno? Qualcuno col viso censurato. Lì sopra c'era il castello, vedi? Dubito seriamente che funzionano le colonnine. Secondo me pieno ovunque. Secondo me le avevo già provate e non funzionano. Ok, secondo me, perché vedo troppo muschi licheni attaccati su. Questo più che altro per ricordare che se t'ha macchina e non ti devi attaccare alla corrente, Dio caro va a parcheggiare in il parcheggio delle macchine e non rubare i posti camper, che è 4 del numero, se me io. Il cuore rallenta e la testa cammina in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento. Porto il nome di tutti i battesimi, ogni nome è il sigillo di un lascia passare, per un guado, una terra, una nuvola, un canto. Eccolo là il gatto. Lei si è innamorata di questo Guarda, il gatto posto. di prima. Effettivamente ti dico che ti dà quel senso di pace, Guarda, cioè, il gatto di prima. non lo so, è bellissimo. In più anche quel ristorantino, La Pignata, un giorno voglio andarci a mangiare perché il tagliere era molto buono. Abbiamo pagato 4 prosecchi, un'acqua e un tagliere affettati e formaggi, 20 euro. Forse magari se tu dal sud Italia ci guardi dici Madonna ti hanno fregato. Sì, ok, vieni a fare una roba del genere tipo Jesolo, paghi il doppio, quindi mi capito, è sempre tutto relativo. La nuova moda è il color pulmin. Stasera andiamo a cenare in un'antica coltelleria. Che bello, vai Pampino. Come è chiusa? Primi cenata con la pizza alle 18. Che bello, è proprio una vecchia coltelleria, vedi? Che bello, come quella volta col CP che eravamo andati nelle antiche poste a Voghera o vicino a Voghera, bellissimo. Non avevo ancora il canale, era una delle prime gare della CCP che aveva fatto l'EMI, era diventata e aveva vinto il primo premio vincendo così il pedigree. Erano 182 pitbull e lei ha avuto il primo premio. Stiamo vedendo che è preoccupante perché in Toscana, Marche e Friuli i prezzi sono decisamente più bassi dei nostri, ma tanto. Sai, il coperto 1 euro, dove vai? Da noi costa 4 euro. Buonissima, veramente buona. Praticamente ho mandato Giacomo, gli ho detto prendi un amaro, che vuoi tu, scegli tu in base alla bottiglia, mi ha portato un Fernet, il primo Fernet della mia vita. Brucia stomaco, devo dire la verità. Ride il Fernet. C'è scritto su Wikipedia che il Fernet originariamente era stato creato come cura per i vermi, per il colera, la febbre e i dolori mestruali. Quindi questo è quello che lui ha scelto per me. Sì, ho scelto quello peggiore. È imbottigliare di una forma bruttissima. Per fortuna. Il cuore rallenta e la testa cammina in un buio di giostre in disuso. Qualche rom si è fermato italiano come un rame a imbrunire su un muro. Saper leggere il libro del mondo con parole cangianti e nessuna scrittura, nei sentieri costretti in un palmo di mano, segreti che fanno paura. Vedi Ale, l'esperienza che hai vissuto, di cui non raccontiamo i dettagli in video, ha fatto sì che la vita ti spiegasse gentilmente che il sistema sanitario italiano non esiste più perlomeno, che tu devi truffare lo Stato il più possibile e pagare meno tasse possibile. Detta così a dir poco disfattista e antipatriottica, ma ti assicuro che se entri nel vivo delle cose, sia nella pratica, è assolutamente vero.
mi vi afferma i testimoni di Genova, ma siccome sono un po' ignorante io in religioni, o meglio, ciò che mi interessa delle religioni è il succo, è il perché sono nate, come sono nate, ok, eventualmente quando sono nate, nel senso come periodo storico umanistico, non come periodo storico cronologico. E pertanto non sapevo che bestemmia tirare questi testimoni di Genova, cioè Dio cane no, Yahweh boia, no, non so cosa che ha maionese Yahweh lori, cos'hai? Il discorso dell'impegnativo di prima, io ho preso come esempio Alessia, ma in realtà è abbastanza inutile come esempio, nel senso che è così per tutti, ci sono passato anch'io. In sostanza una visita con impegnativa non esiste, cioè proprio non c'è neanche in lista d'attesa, ok? A pagamento il giorno dopo, letteralmente il giorno dopo. Inizia bene la giornata, sono andato a dormire da Alessia e mi sono ritrovato la mattina un omosessuale che ha copiato il mio nome su YouTube e scrive risposte omosessuali a tutti i commenti. E lui? Ah no, non è lui, è la cacca del CP, esatto, sì. Iniziamo alla grande. Piccola anticipazione, sto rifacendo da zero il sito delle puntine perché era uno dei primi siti che avevo fatto, ma l'avevo fatto proprio in fretta e furia quello lì, quindi non è neanche un bel biglietto da visita. Siccome un bel po' di clienti mi sono arrivati tramite il canale, è corretto anche, quindi lo sto rifacendo da zero. Le nouvelle cuisine. Cioè, vogliamo parlarne? No, non ne parliamo, che ho fame, ciao, prossima. Che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa, andeao, andeao. A misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa, che la pace si sfiora, andeao, andeao. Due famiglie disarmate di sangue si schierano a resa e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà. Si accontenta di cause leggere la guerra del cuore, il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo. Si soddisfa di brevi agonie sulla strada di casa. Uno scoppio di sangue e un'assenza apparecchiata per cena. Sparo di caccia all'intorno si domanda fortuna. Ci fanno queste figlie a ricamare, a cucire, queste macchie di lutto rinunciate all'amore, andeao, andeao. Fra di loro si nasconde una speranza smarrita, che il nemico la vuole, che la vuole restituita, andeao, andeao. E una fretta di mani sorprese a toccare le mani, che deve esserci un modo di vivere senza dolore. Una corsa degli occhi negli occhi a scoprire che invece è soltanto un riposo del vento, un odiare a metà.
e alla parte che manca si dedica l'autorità. Che la disammistade si oppone alla nostra sventura. Questa corsa del tempo a sparigliare destini e fortuna, che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa.